Filo spinato e catenacci alle porte per non far entrare nella casa del buco di via Rizzardi a Marghera tossicodipendenti e spacciatori. Un provvedimento atteso dai cittadini esasperati che ogni giorno assistevano al via vai di gente che approfittava dello stabile per consumare droga o venderla. Ed oggi i dipendenti del comune di Marghera hanno cominciato a portare via la montagna di rifiuti nella casa della vergogna, come era stata soprannominata. Nel retro dello stabile resta ancora un'auto bruciata, come un cappellino giallo appoggiato ad un ramo del giardino diventato pattumiera, segno che fino a qualche ora prima la palazzina era ancora abitata da persone. A terra quel che resta delle siringhe usate, una processione di tossicodipendenti che neanche le numerose operazioni delle forze dell'ordine avevano interrotto. Questa volta sembra essere la volta buona, come spiega l'assessore alla sicurezza Giorgio Deste, presente alla chiusura della Casa del Buco. Va detto che però è una situazione che si presentava in maniera decisamente complessa, dove abbiamo messo in maniera chirurgica mano a quello che era il tema, arrivando sino ad oggi, quindi con la pulizia interna ed esterna dell'intero sito, e in questo senso mettendola in sicurezza con delle reti elettrosaldate e del filo spinato a un'altezza molto alta, in maniera tale che non possa creare nessun tipo di pericolo. Filo spinato e reti elettrosaldate per respingere i vecchi consumatori, sperando che le barriere possano reggere ai prossimi assalti. L'assessore si dice convinto che non accadrà, ma ora altre zone della città potrebbero essere a rischio. Questo ci auguriamo che non sia una situazione temporanea, ovvero che non crei motivo a chi l'ha frequentato fino ad oggi questo posto per trovarsi poi altrove. Speriamo che attraverso attività anche e opere dei servizi sociali, insomma, si riesca a incidere meglio su quello che è il fenomeno soprattutto dei consumatori, che conferiscono la principale domanda rispetto all'offerta che abbiamo su questo mercato. Un mercato che colpisce tutte le città d'Italia, ma noi dobbiamo partire da casa nostra.